abbiamo organizzato anche degli effetti speciali, come vedete dal punto di vista meteorologico non ci manca assolutamente nulla, ma spero che senz'altro, nonostante tutto, sarà una giornata proficua per i nostri lavori. Un saluto particolare a James Weidmann, Presidente della Banca Centrale di Germania, e a Bernadette Weiland, Segretario di Stato della Regione dell'Assia, e nonché a tutti gli illustri relatori che ci onorano della loro presenza. L'incontro odierno si colloca tra le attività che il Consiglio regionale del Veneto svolge nell'ambito della CALLERE, la conferenza delle assemblee legislative delle regioni europee, e in particolare in seno al gruppo di lavoro federalismo finanziario gruppo che il Veneto coordina da circa 7 anni e che ha recentemente modificato la propria denominazione in politiche di coesione, denotando così un rinnovato interesse per gli obiettivi propri dell'azione delle istituzioni europee volte a rimuovere le disuguaglianze di sviluppo, incrementare le opportunità di crescita e inclusione sociale dei cittadini, promuovere la coesione economica fra i territori. Per i temi trattati e le proposte avanzate, l'attività del nuovo gruppo di lavoro si pone in sostanziale continuità con le precedenti iniziative, in linea con i documenti presentati e discussi fino ad oggi nel corso dei numerosi incontri del gruppo di lavoro federalismo finanziario, affrontando però, d'ora in avanti, anche il tema specifico della politica di coesione europea. Pertanto il Consiglio regionale del Veneto ha rinnovato in primo luogo il proprio sforzo per approfondire alcuni aspetti connessi al federalismo finanziario come leva fondamentale per costruire e affermare l'Europa delle regioni. In questo senso lo sforzo appare conforme all'obiettivo di ampliare l'analisi ai nuovi temi che ci competono. In particolare abbiamo voluto promuovere l'iniziativa odierna per offrire un momento di approfondimento sulle strategie necessarie per aumentare l'efficienza nella gestione delle risorse pubbliche e favorire lo sviluppo dei territori e, coinvolgendo il CREL, la Conferenza regionale sulle dinamiche economiche del lavoro, dare un'occasione di confronto anche con i rappresentanti dell'economia e della società della nostra regione, che ringrazio per la loro partecipazione e presenza. Mi permetto di offrire al dibattito alcuni spunti sui quali ritengo sia interessante svolgere una riflessione. In primo luogo vorrei richiamare uno studio di qualche anno fa, dal quale emergeva che l'efficacia dei fondi strutturali, il principale strumento della politica di coesione dell'Unione Europea, dipende da due fattori: decentramento e qualità dei governi locali. In particolare i risultati di quello studio mostravano che la spesa pro capite regionale nel periodo di programmazione comunitaria 2000-2006 non è associata a una crescita del PIL pro capite nello stesso periodo, mentre prendendo in considerazione il ruolo dei governi locali i risultati cambiano in modo determinante. Nelle regioni con elevata qualità dei governi locali e maggiore decentramento politico, la spesa dei fondi strutturali mostra infatti un impatto positivo sulla crescita del reddito pro capite. Il fattore decentramento, inoltre, sembra essere più pervasivo rispetto alla qualità istituzionale. Nelle regioni a maggiore decentramento emerge una relazione diretta tra qualità istituzionale e crescita economica, generando un effetto positivo delle istituzioni sulla crescita economica. Al contrario, la scarsa capacità amministrativa e istituzionale si traduce in scarsa progettualità, mancata sperimentazione di strumenti innovativi, incapacità di coinvolgere efficacemente gli attori locali. Questi risultati si pongono in linea con molte riflessioni
svolte in passato da questo gruppo di lavoro e in particolare con quelle sviluppate nel documento di Venezia dell'aprile 2013. È evidente infatti che l'efficacia di tutti gli strumenti che possono favorire la coesione dei territori, in primis i fondi strutturali, non possono prescindere da una valutazione sulla qualità dei governi locali chiamati a gestirli. E per questa ragione abbiamo da sempre sostenuto un approccio differenziato che sappia valorizzare le capacità di ciascuno. Ciò è evidente anche nell'ottica del principio di sussidiarietà che delle politiche di coesione e di decentramento costituisce l'indiscusso principio cardine. A questo proposito desidero richiamare alcune osservazioni già svolte in occasione della presentazione del summenzionato documento di Venezia. Allora, aprile del 2013, avevamo già evidenziato il forte rallentamento dei processi di decentramento di poteri e risorse dal centro alla periferia, dovuto principalmente alla riduzione dei flussi finanziari centrali, azione che ha accomunato recentemente molti paesi europei, dove sono stati imposti ai trasferimenti ingenti interventi restrittivi al fine di correggere l'andamento dei conti pubblici. La crisi finanziaria, conseguentemente, ha determinato anche l'acuirsi in molte regioni delle tensioni con i governi centrali, in particolare dove sono più consistenti i contributi degli enti territoriali ai bilanci nazionali. Il problema del trasferimento delle risorse, infatti, accomuna oggi le rivendicazioni di varie regioni europee e ciò impone una nuova riflessione sui modelli di federalismo finanziario esistenti. Gli studi condotti sino ad ora dal gruppo di lavoro hanno ben dimostrato come non sia più rinviabile la definizione di una strategia per salvaguardare il sistema economico europeo, recuperando innanzitutto la competitività delle regioni dell'Unione Europea più avanzate che hanno subito il peso maggiore delle politiche nazionali anticrisi. Anche a livello europeo, infatti, manca un'adeguata politica di sostegno per queste regioni e pertanto riteniamo doveroso ribadire che la tutela della competitività delle aree più produttive deve partire dalla realizzazione del federalismo fiscale, dall'unica riforma, cioè che appare in grado di determinare una concreta riduzione del residuo fiscale, riportandolo a livelli accettabili e garantendo nel contempo la solidarietà tra i territori. In questo quadro mi permetto quindi di fare un breve cenno all'esperienza italiana. In questa fase politica si assiste ad una forte inversione della via intrapresa a partire dalla riforma costituzionale del titolo V del 2001 e già prima con le riforme Bassanini di fine degli anni 90, nel senso di potenziare il processo di decentramento verso un tendenziale assetto federalista. Nella riforma attualmente all'esame del Parlamento italiano, a parte alcuni necessari interventi correttivi del testo in vigore, si evidenzia in modo emblematico tale inversione di rotta. Basti in proposito citare l'intervento sull'articolo 116 della Costituzione, ossia sul cosiddetto federalismo differenziato, che non ha avuto sino ad ora alcuna concreta applicazione e che sembra reso ancor meno realizzabile nella nuova versione. Questa mortificazione dell'autonomia e della sussidiarietà ha fatto scaturire nella regione del Veneto, così come in altri contesti ben noti, quali quello scozzese e quello catalano, delle rivendicazioni politiche sempre più esistenti che rischiano di tramutarsi in vere e proprie tensioni sociali ove non incontrino, come è accaduto in Scozia, un interlocutore a livello centrale. L'atteggiamento del governo nazionale non appare in realtà offrire molte speranze in questo senso. Mi permetto di segnalare a titolo di esempio i 2 ricorsi dello Stato alla Corte Costituzionale nei confronti di 2 leggi regionali di indizione dei referendum consultivi, rispettivamente sull'autonomia e sull'indipendenza del Veneto. E evidenzio il paradosso che gli argomenti spesi dal governo nei 2 ricorsi richiamino
tra i rischi connessi all'esercizio di questi strumenti di democrazia diretta, la possibilità che essi determinino fratture pericolose nell'unità nazionale, ovvero squilibri politici, conflitti sociali e territoriali, o ancora possano suscitare tendenze centrifughe o pretese egoistiche nella politica economica, proprio quello che il territorio imputa alla responsabilità politica del governo centrale. L'esperienza citata dimostra come i livelli di governo nazionali siano oggi incapaci di far fronte alle nuove sfide che la realtà economica e sociale dei territori richiede di gestire. Per questo motivo ribadiamo l'auspicio che la collaborazione tra le regioni nel contesto comunitario sappia offrire le risposte reali che la società civile in primo luogo si attende, e auspichiamo che il gruppo di lavoro di politica di coesione sappia dare nuovo impulso alle proposte formulate e alle iniziative già programmate, coinvolgendo tutti i soggetti portatori di uno spirito federalista di ispirazione europea. In particolare il gruppo si è già proposto di realizzare una rete di coordinamento tra gli europarlamentari eletti nelle regioni europee con assemblee legislative, coinvolgendoli nelle attività della Camera e sollecitandoli ad una più efficace azione di lobbying all'interno del Parlamento europeo, al fine di contribuire al rafforzamento del ruolo della Camera in ambito europeo e alla costituzione di un network che sia strumento propulsivo per avviare una vera politica regionale europea, valorizzando il ruolo fondamentale dei consigli regionali. Tale iniziativa richiede ovviamente di essere rilanciata dal nuovo Parlamento europeo e confidiamo che essa possa finalmente raggiungere i risultati auspicati. Grazie per l'attenzione e passiamo logicamente alle relazioni tecniche. La prima è di Gianangelo Bellati, segretario generale dell'Eurosportello Veneto, Osservatorio sul federalismo e la finanza pubblica. Grazie e a Gianangelo Bellati la parola. Ecco. C'è qualcuno che mi può trovare la mia relazione qua dentro? La mia relazione dov'è? Queste due? Questo forse? No. No, questa è quella di prima, no? Siccome dobbiamo farla vedere intanto poi c'è la pronuncia, per fortuna c'è che si connette. Allora, il tema delle relazioni è: può un sistema federale migliorare la gestione della finanza pubblica in Europa? Un confronto tra i Länder tedeschi e le regioni italiane. Dipende molto dalla chiavetta di Gianangelo Bellati. È molto dura. Ecco. Ci siamo. Come si fa per fare? Questo, ok. Ora avete messe. Bene, mi scuso, ma si vede che noi abbiamo non solo problemi di acqua alta e di treni in ritardo, ma a Venezia, appunto, dobbiamo far fronte a tante difficoltà. Io vorrei anzitutto ringraziare veramente
il Presidente Weidmann di aver accettato l'invito del Consiglio regionale e di Eurosportello del Veneto, Union Camere del Veneto, e di essere venuto qui a trovarci. Credo che sia un momento interessante e importante per la nostra città, per Venezia e per la nostra regione. Noi da molti anni inviamo regolarmente gli studi che vengono preparati dal centro studi, in particolar modo di Union Camere, ma con la collaborazione della Caller e di Eurosportello, a molte autorità, a molti centri studio degli altri paesi europei, perché questa regione, volente o nolente, è una regione al centro dell'Europa. Sia dal punto di vista geografico, fisico, noi abbiamo 3 corridoi paneuropei che attraversano questa regione. L'unica altra area d'Europa che è attraversata da 3 corridoi è proprio la capitale della Germania, è Berlino. E quindi questa caratteristica ci pone sicuramente al centro, ma ci pone anche al centro il fatto che questa regione, dal punto di vista economico e anche culturale, è sempre stata crocevia, punto di passaggio delle civiltà, anche delle merci, fra l'est e l'ovest, e non solo fra l'est e l'ovest dell'Europa, ma fra l'est e l'ovest del mondo. Questa è una ulteriore ragione per cui io credo sia molto importante la riunione di oggi, con un ente così importante come la Bundesbank, e ringrazio anche poi gli altri ospiti di altri paesi europei che sono qui presenti, e in particolare la segretaria di Stato, la signora Weiland, della regione Assia di Hessen, che anche lei, a nome della Caller, farà un suo intervento. Quindi grazie mille, e adesso vado sull'intervento di carattere tecnico che abbiamo preparato. Nell'ambito, vedete tutti questi bei loghi che si vedono, la collaborazione è fra l'Eurosportello del Veneto e il Consiglio regionale nell'ambito dell'Osservatorio Federalismo, che è un sito internet all'interno del quale poi tutti questi lavori possono essere consultati. Il Consiglio regionale, l'abbiamo già un po' spiegato ai nostri ospiti, è un'importantissima istituzione che rappresenta la popolazione della nostra regione, elegge dei consiglieri. Noi qua siamo proprio nell'aula del Consiglio. L'Unione delle Camere di Commercio è un'associazione fra le Camere della Regione, come tante altre regioni italiane, ed è una realtà che appunto, seguendo anche l'economia, le Camere di Commercio sono la casa delle imprese, è interrelata, si collega con tutto il resto del mondo, perché le nostre imprese esportano in tutto il mondo. In particolare noi abbiamo molto forti in ambito europeo l'ufficio dell'Eurosportello, che fa parte della rete della Commissione europea, dell'Enterprise Europe Network. Grazie. Questa rete europea è coordinata dalla Commissione europea. Noi siamo il lead partner, cioè i coordinatori del Nord-Est. Associamo a noi 10 enti di questa regione per dare servizi informativi di assistenza e di consulenza alle imprese che vogliono partecipare alle leggi e ai finanziamenti al processo di integrazione europeo. E la rete comunque ha dei punti importantissimi, fra l'altro anche in Germania, ma in tutto il mondo presente. Ci sono 600 diversi enti che collaborano a questa rete, che, ripeto, è coordinata dalla direzione impresa della Commissione europea. Qui oggi abbiamo anche un momento particolare, perché in coincidenza con questo incontro di oggi abbiamo una nuova veste grafica del sito dell'Osservatorio Federalismo.
che stiamo appunto, diciamo, possiamo dire lo inauguriamo proprio oggi, e questo è l'indirizzo al quale ci si può collegare. Siccome questo intervento viene anche registrato e sarà messo nel sito, molti giornalisti ci hanno chiesto, che non potevano venire qui per le difficoltà anche tecnico-logistiche di Venezia, di capire come accedere a quanto appunto verrà detto oggi, e verrà detto sia in italiano che in inglese, perché ricordo che abbiamo un servizio di interpretariato italiano-inglese in contemporanea, e quindi verrà diffuso sia in italiano che in inglese tramite i nostri siti. Quali sono gli obiettivi dell'osservatorio che lavora quindi nell'ambito di questo Consiglio insieme con la CALRE, che è l'associazione appunto delle regioni europee che hanno poteri legislativi? Ci occupiamo di studi soprattutto sull'autonomia e il federalismo e sulla finanza pubblica, perché i temi sono strettamente connessi. E poi sulla devoluzione, noi qui si rappresenta regioni, e quindi sulla devoluzione amministrativa, sulla devoluzione di competenze. Poi anche per sviluppare una coscienza, un'informazione su quello che avviene non solo a livello nazionale, ma soprattutto a livello regionale in ambito di finanza pubblica. Obiettivo finale è quello che con grande responsabilità queste regioni vogliono contribuire ad aiutare il sistema europeo in particolar modo ad avere una spesa pubblica più efficiente, soprattutto in questo momento di grandissima crisi, dove l'analisi che noi facciamo sempre, soprattutto per quanto riguarda l'Italia, è che l'analisi bisogna farla soprattutto sulla spesa pubblica per capire dove c'è la crisi. È interessante studiare come migliorare il nostro sistema imprese, ma dobbiamo studiare anche il sistema pubblico, perché dai nostri studi si capisce che è soprattutto il sistema pubblico di spesa che deve essere riformato. Ciò non toglie che anche le imprese devono migliorare, ma attenzione, un sistema di imprese iperefficiente può essere distrutto da un sistema pubblico non efficiente. E in Italia ricordiamo che la spesa pubblica, quindi la macchina statale, costa più del 51%. Se togliamo anche dal PIL quella parte di economia, diciamo, nera che viene calcolata, circa il 17-18% in più sul PIL, la spesa pubblica supera il 62%. Questo pone grandi riflessioni. Abbiamo fatto tante pubblicazioni col sito. Io qua le faccio vedere, e poi queste slide sono a disposizione sul sito che vi ho fatto vedere poco fa. Vedete che riguardano tanti temi, e riguardano per esempio anche fra le altre l'evasione fiscale, tema anche questo molto delicato. E abbiamo fatto varie attività proprio per la CALRE. Il Consiglio regionale appunto ha voluto rafforzare tutte le attività di studio. Avete sentito prima quello che ha detto il Presidente Ruffato. Il tema di oggi è soprattutto quello di capire se qui in Italia noi possiamo imparare qualcosa da altri paesi europei. Ecco quindi che i nostri studi tendono a voler confrontare il sistema sia produttivo che di finanza pubblica del nostro paese con quello di altri paesi. Ovviamente cerchiamo di imparare da chi fa meglio, e quindi noi prendiamo soprattutto come esempio la Germania. Potremmo prendere come esempio anche la Svizzera, che è un esempio molto importante di paese che sta resistendo alla crisi, anzi l'ha già superata alla grande, però è un paese molto più piccolo, fa parte dell'EFTA, non fa parte dell'Unione Europea, quindi noi preferiamo fare il confronto con la Germania, anche perché è un paese, diciamo, come dimensione, anche se più grande, simile all'Italia. Abbiamo dei primi dati che fanno riflettere. Ovviamente queste, diciamo, diapositive sono alcune che noi abbiamo scelto fra le tante, perché di dati ce ne sono tantissimi per studiare le differenze.
siamo all'interno dell'Europa, abbiamo tante leggi in comune, quindi è importante vedere dove stanno le differenze per capire come la Germania cresce, come la Germania ha superato la crisi, sta meglio di noi. Noi abbiamo preso solo alcune, le più significative. Guardate soprattutto dove è evidenziato in giallo il numero di pubblici dipendenti che dipendono in Italia dall'amministrazione pubblica centrale o dall'amministrazione pubblica locale. E vedete la differenza con la Germania. A livello di Germania noi abbiamo che l'amministrazione centrale, cioè lo Stato centrale, ha solo il 12,4% del totale dei dipendenti pubblici, mentre in Italia arriviamo al 56,7%. Se guardiamo le altre due cifre in alto dove c'è scritto public spending, noi vediamo che a livello centrale la Germania ha una spesa molto più ridotta della nostra. Vedete, dal 28 passiamo al 41-42%. Questo ovviamente è dovuto al fatto che la Germania è strutturata con dei Länder che, mi correggeranno gli amici tedeschi, sono degli stati. Quindi sono all'interno del sistema federale tedesco delle entità, chiamiamole anche delle regioni, con grandi poteri ma anche grandi bilanci e un numero importante di dipendenti. Questa è una sicuramente differenza sostanziale. Ma se noi guardiamo, prendiamo anche il caso della Spagna, perché è interessante anche il caso della Spagna oltre a quello della Germania, e facciamo un paragone proprio come se guardassimo allo Stato come ad un'azienda. E prendiamo tre parametri importanti che voi vedete sono il primo a sinistra, quello dei costi fissi della pubblica amministrazione. Quello in centro è il numero di dipendenti pubblici ogni 1000 abitanti e quello a destra è lo stipendio medio di questi dipendenti pubblici. E allora guardate, il livello quanto alto è dei costi fissi della pubblica amministrazione italiana, la colonna di sinistra, quella azzurra di sinistra, che supera quasi di 3 volte quella tedesca e raddoppia quella della Spagna. Se guardiamo anche il numero di dipendenti pubblici, beh, siamo quasi a 3 volte, 2 volte, più di 2 volte sicuramente di quelli tedeschi e di quelli spagnoli. Ci conforta solo il costo medio dei dipendenti guardando alla Spagna, perché noi addirittura siamo così ricchi che ci permettiamo il lusso di avere un costo medio dei dipendenti pubblici di 70% in più rispetto a quello della Germania, a quello dei dipendenti pubblici tedeschi. Ovviamente c'è una spiegazione, non è, diciamo, colpa di coloro che hanno lo stipendio più basso, ma è colpa del numero dei dirigenti rispetto al numero totale dei dipendenti pubblici. Citiamo solo il caso di una regione, ahimè, perché dopo andiamo anche al confronto interno italiano. La regione Sicilia ha un dirigente ogni 3 dipendenti. E questi sono dati che devono far riflettere, che dobbiamo assolutamente conoscere. Se noi prendiamo quei dati che avete visto prima e facciamo un confronto quindi sull'Italia e diciamo qual è l'effetto poi sull'eventuale risparmio di spesa pubblica, che è importante da considerare per rendere più sani i nostri bilanci pubblici. Qual è il risparmio che potremmo avere se noi prendessimo, ad esempio, il sistema tedesco o il sistema spagnolo? E allora vedete, sulla ipotesi A, noi abbiamo preso solo 2 di quei parametri, abbiamo lasciato perdere il parametro dei costi fissi. Abbiamo preso il numero dei dipendenti ogni 1000 abitanti e abbiamo preso poi il costo medio dei dipendenti. Allora, il risparmio in miliardi di euro annuale, assomigliando alla Germania, l'Italia risparmierebbe 25,7 miliardi di euro. Stiamo parlando una media 2003-2007 e nel caso della Spagna 23,3 miliardi di euro. Se prendiamo però tutti e 3 i parametri che abbiamo detto poco fa e che non ripeto per non annoiarvi, il risparmio è enorme, allora arriva addirittura a 50 miliardi di euro l'anno. Queste sono cifre importanti perché qualcuno potrebbe dire ma la pubblica amministrazione tedesca
dà pochi servizi. La pubblica amministrazione tedesca non è adeguata alla popolazione tedesca. Lascio comunque per una risposta su questo tema a chiunque di voi di andare a passare un po' di tempo in Germania e per scoprire che è esattamente l'opposto. Quindi non conta la quantità della spesa, ma conta la qualità della spesa pubblica. Ovviamente questi parametri mi vanno a influenzare fortemente il sistema delle imprese. Il sistema delle imprese da questi parametri viene influenzato perché uno spreco di risorse pubbliche vuol dire un aumento di imposizione fiscale. Un aumento di imposizione fiscale sulle imprese vuol dire una diminuzione di competitività del sistema impresa. Arriviamo adesso al confronto invece a livello nazionale. Perché? Perché qualche bravo funzionario dei nostri ministeri dice: guai lavorare in Italia per medie nazionali. È l'errore più grande che gli statistici possono fare. In Italia noi dobbiamo lavorare per medie regionali o almeno macro regionali, perché abbiamo un paese molto lungo, forse meno largo, ma nel nord è anche abbastanza largo, e quindi abbiamo tante differenze fra nord, sud e anche est e ovest. E quindi un'analisi seria non può essere fatta su una media nazionale, deve essere fatta assolutamente su medie almeno macro regionali. E questo dimostra che cosa? Beh, che abbiamo ragione. Guardate qui i 3 parametri famosi di prima. I 3 parametri sono di nuovo le spese di funzionamento, il numero di dipendenti ogni 1000 abitanti, il costo del personale medio. E voi vedete che sono indicate tutte le nostre regioni. Ovviamente, attenzione, dobbiamo fare sempre una eccezione per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, perché le regioni a statuto speciale, voi sapete, sono 5, sono delle regioni che hanno ovviamente più competenze e quindi diritto anche di avere più dipendenti. Quindi il confronto funziona soprattutto fra regioni a statuto ordinario, ma il gioco statistico si può fare anche con ulteriori dati e variabili con confronto regione a statuto ordinario e regione a statuto speciale. Ebbene, se noi prendiamo i dati della nostra regione, i dati del Veneto, e consideriamo quindi il costo della pubblica amministrazione in base a quei 3 parametri che abbiamo visto poco fa, e applicassimo i 3 parametri veneti al resto d'Italia, non arriveremmo al risparmio assomigliando alla Germania, però arriveremmo a comunque un risparmio di 27 miliardi di euro. Tenete conto che la Lombardia, così non sembra che noi vogliamo fare i primi della classe, ha dei dati ancora migliori. Il dato lombardo, dove c'è una maggiore economia di scala, porterebbe a un risparmio di circa 31 miliardi di euro all'anno. Questo ci fa pensare perché, e il perché si sostanzia ovviamente in quei 3 parametri che abbiamo visto, di cui il più eclatante è quello che riguarda il numero dei dipendenti. E allora attenzione, perché quando noi parliamo di spending review e diciamo bisogna risparmiare, un saggio amministratore cosa fa? Oppure un saggio dirigente d'azienda o un saggio proprietario di azienda va soprattutto a colpire dove si spreca, dove ci sono troppi dipendenti, dove c'è uno spreco nei costi fissi, dove i dipendenti costano troppo. Non va a colpire invece dove quell'azienda funziona perché ha dei dipartimenti che hanno una gestione sana del bilancio. Se noi non facciamo questa differenziazione, rischiamo di colpire nello stesso modo chi si comporta bene come chi si comporta male. Questo crea ingiustizia, questo non è educativo, ma soprattutto crea instabilità e soprattutto distrugge le imprese più virtuose o comunque i sistemi economici competitivi. Ricordo che ormai in Europa non possiamo più pensare solo alle regioni che sono, diciamo, povere. Dobbiamo pensare anche alle regioni competitive e per fortuna ci sono i fondi strutturali. Se questa regione non avesse i fondi strutturali, poi ci sarà l'assessore al bilancio che potrà dirlo,
che fondi avrebbe? Non avrebbe più fondi, e i fondi strutturali sono quelli che servono per la competitività del sistema. Quindi è fondamentale avere regioni competitive, perché qui se no abbiamo un problema non tanto fra stati europei in competizione tra loro, ma abbiamo un problema di un'Europa che perde competitività nei confronti del resto del mondo. E qui torna di nuovo come esempio la Germania, perché quando sentiamo criticare la Germania per un eccesso di esportazioni, ma poi analizziamo che la Germania sta aumentando soprattutto le esportazioni verso area extra Unione Europea, a parer mio dobbiamo imparare, dobbiamo capire e dobbiamo imitare. Se lavorano bene, cerchiamo di imparare, non di criticare. Critichiamo invece magari chi lavora peggio. E quindi questo aspetto qui, portato sulla pubblica amministrazione, vedete quindi il paragone, no? Noi non vogliamo la pubblica amministrazione divisa dal sistema privato. I due sistemi, per forza, coesistono, stanno insieme, non possono essere divisi l'uno dall'altro, non viviamo in due mondi diversi, i due mondi si influenzano strettamente. Beh, ma perché succede tutto questo? E questo sono tutti dati che dico anche ai nostri amici della Calre, che noi prendiamo dalle banche dati ufficiali nazionali, quindi non sono dati non ufficiali, noi lavoriamo sempre su dati Eurostat, ministeri, Ragioneria dello Stato, quant'altro. Qui noi abbiamo i dati della situazione praticamente di trasferimento di risorse che c'è da alcune regioni ad altre regioni, no? E voi vedete che abbiamo una situazione 2010-2012 incredibile di una massa di trasferimenti di denaro che non ha pari nel mondo. In nessun'altra parte del mondo c'è un trasferimento all'interno dello stesso paese di una massa di risorse così importante, perché abbiamo il record di 5.562 euro pro capite della Lombardia. Il Veneto arriva a quasi 4.000. Ebbene, sappiate che questa cifra corrisponde a più del 34% delle tasse pagate in questa regione. E nel caso della nostra regione arriva a quasi 20 miliardi di euro anno, che quindi escono dalla regione, tasse che escono dalla regione e che in questa regione non vengono spese. Questo è il residuo fiscale, detto in inglese la traduzione migliore crediamo sia fiscal deficit. Ma forse non è questa, perché è comunque, per essere chiari, quella parte delle tasse prodotte in un territorio che in questo territorio non sono spese, ma vengono date ad altri. Io credo che la Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna tutto vogliono, eccetto che non essere solidali. Sono regioni che hanno un grande tasso di solidarietà nei confronti degli altri. Ma il problema è quando questo tasso di solidarietà supera un certo livello. Perché se supera un certo livello, questa tassazione che esce va a caricarsi sull'impresa. E l'impresa a quel punto deve pagare troppe tasse. A quel punto l'impresa non è più competitiva. A quel punto l'impresa rischia di chiudere. Anzi, chiude, perché questo ci dicono i dati di Movi Imprese, la banca delle camere di dati delle camere di commercio, che le imprese chiudono. Quindi le regioni competitive, andando avanti così, non possono più aiutare le regioni più povere. Vale la pena fare un meccanismo di questo tipo o questo meccanismo lo possiamo chiamare un sistema di suicidio economico? Questa è la domanda che noi ci poniamo guardando questi numeri. Abbiamo numeri virtuosi, guardiamo, visto che io ho un rappresentante eletto in area Alto Adige, qui vicino a me, siamo felici di avere qui il senatore Francesco Palermo, dati molto virtuosi del Trentino Alto Adige. Ovviamente, essendo una regione a statuto speciale, ha un equilibrio maggiore, perché le risorse tendenzialmente restano sul territorio, ed è una regione, due province, che hanno un grande equilibrio e che, per chi ci va, hanno saputo investire bene le risorse che sono riuscite a tenere sul loro territorio. Che cosa succede a livello europeo? Se noi fossimo chiusi,
cosa impossibile per il Veneto essere chiusi rispetto al mondo, perderemo un saldo commerciale positivo di 15 miliardi di euro anno. Pro capite esportiamo tanto quanto la Germania pro capite a livello nazionale qui in Veneto, quindi abbiamo una grande capacità di export. Quindi noi non vogliamo chiusure delle frontiere, il contrario, se no non avremmo più questo saldo commerciale. Però ci troviamo in Europa e ci troviamo a competere con altre imprese, dove il residuo fiscale, il deficit fiscale è più basso. Io lo so che in Germania la Baviera protesta per, diciamo, questo trasferimento di risorse che vengono date ad altri lender più poveri. Però io dico sempre agli amici bavaresi, consolatevi, perché voi date al massimo l'8%, questo da tutti gli studi anche che mi hanno dato loro, arrivano al massimo a un 8% delle loro tasse che vanno fuori regione. E io faccio sempre l'esempio che se il Veneto, lo dico sorridendo, fosse un land tedesco, il residuo fiscale non sarebbe di 20 miliardi, ma sarebbe di 6 miliardi di euro. Allora, voi vedete questo grafico che fa vedere le differenze di residuo fiscale. E allora, a livello europeo, ci si pone una domanda. Sappiamo che l'Unione Europea non ha competenze in campo fiscale, alcune sì, altre no. Però questa, non per colpa dell'Europa, ma per colpa nostra, attenzione, non per colpa dell'Europa, perché sono gli Stati che non vogliono il coordinamento fiscale, non l'Europa, questo dimostra che c'è una concorrenza sleale, non voluta dalle imprese, ma forse per sbaglio voluta da noi, fra le imprese, per esempio, residenti qui e le imprese residenti in Baviera. Questa non è equilibrio. L'Europa deve avere equilibrio. Ecco quindi perché un residuo fiscale eccessivo fa male a tutti, fa male a chi dà, ma fa male anche a chi riceve, perché se poi guardiamo i risultati di che cosa è servito il residuo fiscale nelle regioni italiane che hanno ricevuto, ebbene, scoprirete che è servito per quei 500.000 dipendenti pubblici di troppo. Cioè è stato usato come ammortizzatore sociale, non come strumento per fare investimento. E noi sappiamo invece che l'Unione Europea, i suoi fondi per la solidarietà, i fondi strutturali, vuole che siano destinati all'investimento. Quindi non è che noi stiamo inventando l'acqua calda, noi chiediamo che anche a livello nazionale i soldi della solidarietà li diamo, ma vengano destinati come quelli europei, per la solidarietà europea, per fare investimenti e non per facilitare la spesa di funzionamento. Il risultato, e arrivo alla fine del mio intervento, non voglio essere troppo lungo, però i risultati sono un debito pubblico sempre più alto. Guardate, nel 2011 eravamo sui 1860 miliardi, poi arrivano i governi tecnici che dovevano risolvere ogni problema e siamo arrivati a 2069 nel 2013. Dati ultimi, 2014 siamo a più di 2160, un aumento record del debito pubblico in questi ultimi anni, perché la spending review è stata fatta male. Abbiamo dei dirigenti a livello centrale che forse non sanno fare bene il loro mestiere, perché se la spending review fosse stata fatta bene, sicuramente avremmo avuto un beneficio sul debito pubblico, ma forse sono state prese le medie nazionali, non le medie regionali e macro-regionali. E guardate anche che sulla stampa nostra si dà colpa, siamo in una regione, si dà colpa agli enti locali dell'aumento del debito pubblico. Quanti lo dicono leggendo la stampa nazionale? Invece non è così. Addirittura noi abbiamo avuto un contributo alla riduzione del debito pubblico da parte degli enti locali. È esattamente l'opposto. Sono gli enti a governo centrale che continuano ad aumentare il costo del debito pubblico. E questa tabella è interessante, può essere istruttiva, perché per tutti, anche per i nostri ospiti, perché è una tabella, fra l'altro, a proposito di fonti ufficiali, che si trova anche nella relazione di Banca d'Italia, e vede il debito pubblico italiano dal 1861, data appunto dell'Unità d'Italia,
Il Veneto non c'era ancora, è entrato dopo, come molti sanno, però l'Unità d'Italia è avvenuta nel 1861. E voi vedete che il primo picco molto alto che noi abbiamo è in corrispondenza della Prima Guerra Mondiale. Dopo la Prima Guerra il debito scende, era arrivato a 160% sul PIL. Scende e ha un altro picco in occasione della Seconda Guerra Mondiale, dove supera di poco il 100%, ma guardate che cosa succede negli anni 70. Negli anni 70 aumenta anche la zona rossa. La zona rossa è quella che è competenza degli enti locali, debito pubblico creato da enti locali, no? Perché nascono le regioni, vengono rafforzate le competenze e le funzioni negli anni 70 degli enti locali. Quindi c'è un po' di debito pubblico anche generato effettivamente dagli enti locali, ma cosa succede in quegli anni? Ecco perché noi parliamo di decentramento fiscale. In quell'epoca viene fatta la riforma Visentini, i decreti stammati, viene accentrato il fisco italiano. Tutte le tasse vengono inviate ad un unico punto che tutto gestisce, che tutto governa. Non c'è più il legame di responsabilità fra il momento della ricezione della tassa e il momento della spesa, fra il momento in cui io ricevo i soldi dal cittadino e il momento in cui io do i soldi al cittadino. Viene cancellato, chiamiamo quell'autonomia fiscale che nemmeno la dittatura aveva mai toccato. Questo è un punto fondamentale per capire perché il debito pubblico cresce in quel periodo in una maniera così violenta. Vedete che sale e arriva al 2013 ad un record notevole. Attenzione ad un dato, e poi passo alle ultime slide, quello lì è un dato importante. Stiamo parlando di quasi il 140%. Se noi togliamo però dal PIL quella componente di economia nera di circa il 18%, per cui noi in maniera fittizia aumentiamo il PIL, il debito pubblico arriva al 165% rispetto al PIL, quando quindi abbiamo avuto il record in occasione della Prima Guerra Mondiale. Questo è un dato storico, ma il presente bisogna sempre studiarlo anche con la storia. Ebbene, non soddisfatti di aver fatto il centralismo fiscale, oggi il nostro governo vuole distruggere quel poco di regionalismo che non è nemmeno stato applicato, perché si vuole riformare il titolo quinto della Costituzione senza che il titolo quinto sia stato applicato, perché questa regione ha chiesto l'applicazione del federalismo differenziato, articolo 116, ciò non è avvenuto e quindi anche le regioni che volevano l'applicazione del federalismo differenziato non hanno potuto attuarlo, perché a livello nazionale non si è rispettata la Costituzione così come è stata riformata. Ora si vuole riformarlo per eliminare anche quel poco di regionalismo. È una cosa che ha dell'incredibile, ma sta succedendo. Un esempio molto piccolo è quello delle camere di commercio. Lo cito solo un po' per bandiera. Le camere di commercio costano lo 0,2% della spesa pubblica totale, ma in più le camere di commercio non entrano nel bilancio statale, sono fuori, sono un sistema talmente federale che ne è fuori. Eppure le camere di commercio devono essere riformate. Le competenze trasferite ad enti centrali. Questo andrà a costare sul bilancio dello Stato, andrà a aumentare il debito pubblico, perché tutte le funzioni delle camere di commercio dovranno essere trasferite ad altri soggetti ed entrare quindi nella contabilità dello Stato. Quindi dovremmo trovare i soldi nell'ambito del bilancio dello Stato per quelle funzioni fondamentali che le camere di commercio stanno attuando. Chiudiamo allora dicendo, ma l'avete già capito da quello che ho detto, noi pensiamo anche nell'ambito della CALRE per il bene della competitività del sistema europeo che in realtà federalismo e regionalismo non devono essere abbandonati, abbiamo bisogno di responsabilità nella gestione del denaro pubblico
e avere un sistema fiscale giusto. Dobbiamo quindi procedere a riduzioni anche a livello statale centrale della spesa pubblica, perché oggi ha contribuito alla riduzione della spesa pubblica quasi esclusivamente l'ente locale, l'ente centrale non ha contribuito abbastanza. Dobbiamo anche verificare meglio che ci sia un'analisi dettagliata a livello macro-regionale dei dati per capire dove sono i problemi e nell'interesse dell'Italia e anche dell'Europa, a parer nostro, una destabilizzazione dell'Italia non fa bene nemmeno all'Europa, l'Europa ha bisogno di un'Italia che funziona. Riteniamo che sia molto importante aumentare gli investimenti, ma come abbiamo detto poco fa, dobbiamo garantire che le regioni che hanno una grande competitività continuino a dare solidarietà, ma entro il limite di non uccidere le proprie imprese. Grazie, scusate se sono stato lungo. Grazie. Grazie a Gianangelo Benati, con i suoi dati e le sue illustrazioni è sempre molto efficace. Ora Francesco Palermo, direttore dell'Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo dell'Eurac, nonché professore all'Università di Verona. Prego. Grazie Presidente, grazie a tutti anche per l'invito. Per risparmiare tempo non vedo la mia presentazione lì, ma c'è nelle vostre cartelle e in ogni caso, siccome siamo tutti in attesa poi di ascoltare la Lectio Magistralis, mi limiterò ad alcune brevi risposte. La ricetta l'avrei ovviamente avuta, la formula magica, ma mancandomi il tempo purtroppo non ve la posso dare e quindi lasciamo poi la risposta dopo. Faccio soltanto alcune brevissime riflessioni da giurista, quindi in una prospettiva parallela e parzialmente diversa rispetto a chi mi ha preceduto. Il tema che questo convegno intende affrontare è molto paradossale, direi anche provocatorio e positivamente provocatorio, soprattutto in una prospettiva italiana, perché evidentemente sappiamo che l'esperienza italiana di spesa pubblica regionale nel complesso, con tutte le asimmetrie del caso, non è stata particolarmente felice, purtroppo soprattutto dopo le riforme che avrebbero dovuto rilanciare il federalismo all'italiana nel 2001. Così si è innescata una certa vulgata antiregionale, la campagna di stampa, le cose che già ci ha ricordato Bellati, in base alla quale tutti sono convinti, a forza di ripetere una cosa non vera, poi questa diventa una verità, come sappiamo, sono stati accusati le regioni e gli enti locali di essere i responsabili maggiori della spesa pubblica, ma sappiamo appunto che non è così. C'è stato anche un cattivo marketing da parte delle regioni e quindi diciamo il tutto ha creato una certa esasperazione mediatica sotto la spinta della quale, come sappiamo, in Italia spesso si prendono le decisioni e di conseguenza si è cominciata una spinta fortemente centralizzatrice che sta culminando con questo processo di revisione costituzionale in corso, che punisce le regioni e forse le strangolerà per sempre. Parlo delle altre, per fortuna non della mia, ma di questo potremo parlare in un altro momento. La risposta quindi, se noi prendiamo la vulgata complessiva, sembra essere esattamente il contrario, no? Ossia che soltanto cancellando ogni traccia di federalismo si riuscirà ad uscire dalla crisi. Questa sembra la risposta, la ricetta che tutti a Roma, ma non soltanto a Roma, sono disposti ad accettare. Dico non soltanto a Roma, se posso, con un pizzico di polemica, perché in fondo ci dimentichiamo che questa riforma costituzionale è stata supportata e quantomeno non bloccata dalla Conferenza delle Regioni. Insomma, le Regioni hanno quantomeno accettato questo percorso, ripeto, tranne alcune. Bene, questo è il caso italiano, ma non c'è bisogno di dilungarsi. Se noi vediamo la situazione tedesca, apparentemente lo stesso paradosso vale anche lì, perché la riforma del sistema federale, la seconda del 2009, è anch'essa a prima vista tutt'altro che federalista, tra virgolette, è molto centralizzatrice in realtà, soprattutto per l'introduzione dei limiti per il ricorso al debito, la Schuldenbremse, e le relative procedure che sono collegate.
Sappiamo benissimo che anche in Germania c'è stato un problema, non della stessa magnitudine che abbiamo avuto in Italia, ma di indebitamento e di sforamento della spesa da parte di alcuni Länder a partire dagli anni 70, fino a creare anche situazioni molto critiche, Brema, Berlino, eccetera. E così nel 2009 si è modificato l'articolo 109 della legge fondamentale introducendo il principio del pareggio di bilancio. E questo forse è noto. Quello che forse è meno noto è che in Germania, con un'ottica non troppo dissimile a quella italiana, si è introdotta una disciplina più rigida per i Länder rispetto a quella che vale per la federazione. Quindi anche lì c'è un trattamento diversificato. Per considerare in pareggio di bilancio in un land non deve esserci nessun ricorso all'indebitamento, salvo alcune regole molto dettagliate e precise per situazioni di emergenza, mentre la federazione ha un piccolo margine che può sforare. Si dovrebbe allora concludere, e qui chiudo il mio primo punto, che il federalismo è un ostacolo allo sviluppo economico e funziona solo in quanto sia tenuto al guinzaglio dal potere centrale, sia controllato come un padre molto severo e in pratica funzioni soltanto quando si autonega, cioè il federalismo funziona in quanto non esista, altrimenti è un ostacolo fenomenale alla spesa. Questo è il paradosso iniziale. In realtà, e qui arrivo al secondo e ultimo punto, non è precisamente così. Guardando meglio, scavando sotto la superficie anche della comunicazione, che spesso poi influenza le decisioni, non è affatto così. Non voglio dire di per sé che il federalismo è una panacea. Il federalismo è uno strumento, un sistema federale è una macchina. E come tutte le macchine dipende da come la si usa, da come la si guida. Cioè, non è di per sé né buono né cattivo, è un oggetto, è uno strumento, dipende da come è utilizzato. E quindi guai a farne una questione ideologica, come purtroppo ogni tanto si fa, sia a favore sia contro. In più devo dire che astrattamente, ma molto astrattamente, i sistemi federali costano di più dei sistemi accentrati, perché c'è un maggiore costo dell'amministrazione, c'è un costo delle strutture di collegamento, un costo legato al mantenimento di un consiglio regionale, per quanto sia. In realtà, però, anche qui vale il contrario. Questi sistemi sono come un acquedotto. Anche costruire un acquedotto e mantenerlo in funzione ha un suo costo, ma naturalmente fa risparmiare poi tutte le dispersioni energetiche e di acqua che si possono dare. È, direi, il federalismo piuttosto una macchina che accelera i processi. Se i processi organizzativi sono virtuosi, il federalismo tende ad accentuare la virtuosità. Se i processi e i meccanismi non sono virtuosi, il federalismo tende ad accentuare gli elementi non virtuosi di criticità. Quindi dipende da quali regole si pongono e da come queste regole vengono utilizzate. Per chiudere, due brevissimi esempi che almeno sul piano giuridico mi sembrano interessanti da considerare perché mostrano apparenti analogie anche qui tra il sistema tedesco e quello italiano, ma poi hanno una resa pratica molto diversa dovuta proprio alla struttura federale o non federale dell'ordinamento, cioè regole simili calate in contesti diversi producono poi risultati e rese istituzionali molto diverse. Il primo esempio sono le relazioni intergovernative finanziarie, cioè tutta la macchina che disciplina le relazioni finanziarie tra i livelli di governo. Noi sappiamo che in Germania esiste un organismo di incardinamento dei Länder nel processo decisionale federale, che è il Bundesrat, su cui si potrebbe fare un convegno a parte. Si è deciso con la riforma del 2009 di affiancargli un altro organismo apparentemente simile, soltanto specializzato, che è il Consiglio di Stabilità, che però, e questa è una cosa che si conosce di meno, decide con modalità leggermente diverse, non a maggioranza di voti ponderati dei diversi Länder all'interno del Bundesrat,
ma ad una maggioranza di regola dei 2/3 dei Länder, dove però ogni Land vale 1. Quindi si è inventata una procedura diversa, anche se analoga, per risolvere un problema specifico. E i Länder hanno partecipato proprio attraverso il Bundesrat alla creazione di quest'organo, quindi non è stata una scelta imposta. Cos'è successo in Italia? La legge cosiddetta di attuazione del federalismo fiscale, la 42 del 2009, ha istituito anche un organismo con delle funzioni parzialmente analoghe, che si chiama Conferenza Permanente per il Coordinamento della Finanza Pubblica. Ma intanto la procedura decisionale è sbilanciata sul lato dello Stato, certo, ma questo succede anche in Germania, l'abbiamo visto. E in più è stata calata, è stata imposta dall'alto perché in Italia manca un procedimento di coinvolgimento delle regioni nelle decisioni. Ed è in più stata calata non soltanto dall'alto, ma anche in un contesto di un assetto territoriale non chiaro. Per cui, come al solito in Italia, e anche qui parlo per le regioni a statuto ordinario e fortunatamente non per quelle a statuto speciale che questo sistema lo hanno in qualche modo risolto, non è chiaro l'assetto del governo territoriale. Ci sono un po' le regioni, un po' i comuni. E questa è una cosa assurda che porta degli interessi confliggenti a scontrarsi nelle istituzioni. E infatti qui c'è dentro le regioni, la conferenza, l'ANCI, i sindaci, i presidenti di provincia, non si sa cosa succederà in futuro. Quindi un modello istituzionale poco chiaro, calato, dentro il quale si cala una regola non troppo dissimile e evidentemente produce degli obiettivi, dei risultati diversi. E l'ultimo punto, la qualità e la quantità delle regole sulle relazioni finanziarie. Per un giurista l'economia, adesso la dico in maniera un po' brutale, non esiste, l'economia è un prodotto di un sistema di regole. Tu dai certe regole e ottieni più o meno, come incanalando un fiume, ottieni un determinato corso, grosso modo. So che gli economisti la vedono diversamente, ma è un po' così, ma mi concentro per questo sugli aspetti delle regole. Anche qui ci sono delle apparenti analogie, ma delle forti differenze di resa del sistema tra Italia e Germania. Cosa c'è di analogo? C'è la struttura, l'impianto, il sistema impositivo è accentrato, in Germania non meno che in Italia, e la finanza locale è basata essenzialmente sulle compartecipazioni, in Germania come in Italia. Grosso modo il quadro non è tanto diverso. Cosa cambia? Cambia poi l'articolazione della regola giuridica. In Germania vale il principio di connessione, 104 della legge fondamentale, quello per cui la responsabilità per la spesa segue la competenza. Quale competenza? Quella legislativa? Ovviamente no, perché quella legislativa in Germania per i Länder è ridotta quasi quanto quella delle regioni italiane. Quella amministrativa, che vuol dire tantissimo. E c'è evidentemente una maggiore responsabilizzazione finanziaria e di conseguenza anche politica. In Italia, purtroppo, a fronte di un sistema non troppo dissimile, c'è, come al solito, un quadro di fondo non chiaro, perché le regioni, di nuovo ordinarie, sono generalmente degli enti di programmazione, non degli enti di gestione e di esecuzione amministrativa. In Germania è esattamente l'opposto. Quindi, a fronte di un sistema più o meno simile, impositivo sul piano centralista, diciamo, in Germania è molto federale sul piano della spesa, cosa che in Italia, abbiamo visto, non è. Così, più o meno le entrate proprie di regioni ed enti locali in Italia e dei Länder in Germania è analogo, intorno al 20% massimo, non è tanto. Però in Italia la spesa pubblica regionale è del 54, adesso vedevo i dati di Gianangelo Bellati, 58, non lo so esattamente, più o meno. Quindi è una forte fetta della spesa pubblica complessiva. E quindi c'è una discrasia, un delta, che indica appunto scollamento tra la responsabilità di spesa e la responsabilità politica per le decisioni di spesa che si assumono, di oltre il 30%. In Germania questo delta è quasi zero e in Spagna, che ha una situazione più vicina alla nostra, non supera l'8%. È chiaro che le regioni fanno programmazione e spesa,
ma non hanno la dovuta responsabilità e questo chiaramente fa funzionare male il modello. Più alto è il delta, maggiore è la responsabilizzazione. Poi, quando questa deresponsabilizzazione diventa eccessiva, si interviene dal centro con interventi centralizzatori e qualche volta strangolatori. In Italia, e li abbiamo sotto gli occhi, ma anche di nuovo in Germania, in situazioni di grande emergenza, chi conosce la giurisprudenza del Tribunale Costituzionale Federale in materia di perequazione finanziaria, di Finanzausgleich, vede che tutto sommato gli interventi drastici dal centro sono venuti lo stesso. Chiudo. Da giurista devo dire che le regole e il modello territoriale contano tantissimo, contano veramente tanto. È come la chimica, no? Tu hai quelle provette, poi ci metti dentro il liquido e improvvisamente, in base a quello che c'è nella provetta, che sembra uguale, il colore cambia, no? Ed è così, a fronte di regole non troppo dissimili, noi abbiamo una resa diversissima. Ciò che il giurista non può dire, e lascio qui appunto parlare chi ne sa più di me, è come affrontare le situazioni altamente asimmetriche che abbiamo in Italia in maniera massiccia, e ce l'ha già ricordato Bellati, e che in alcuni casi sono già seriamente compromesse, ed è un problema che forse vale anche in Europa, no? Una forte asimmetria tra il nord e il sud. Chiaramente gli equilibri da trasfondere nelle regole sono di tipo politico, quindi qua poi mi fermo. L'unica cosa che mi permetto di dire è che creare delle discipline che fin dall'inizio si vede che sono o troppo parziali o destinate comunque a non funzionare perché calate in un tessuto che non è in grado di assorbirle, non possono funzionare e di conseguenza forse sarebbero da evitare almeno in principio. Poi evidentemente i grandi equilibri e come risistemare soprattutto le grandi disuguaglianze che già esistono con un sistema di regole quindi asimmetrico, beh, questo è la seconda parte dell'intervento che faremo un'altra volta. Intanto vi ringrazio. Grazie, grazie professor Palermo. Facciamo ora alla relazione più attesa, Lectio Magistralis, da parte del Presidente della Banca Centrale di Germania, James Weidemann. Prego, che ringraziamo per la sua venuta qui a Venezia. Mille grazie, gentile Presidente Rufatto, gentile Senatore Palermo, gentile Dottore Belatti, signore e signori. È veramente un piacere essere qui nella bella Venezia per condividere con voi alcune riflessioni durante la conferenza di oggi. Non c'è bisogno di ricordare che la magnifica Venezia è uno dei luoghi turistici più noti non solo in Italia ma in tutta l'Europa. Ed è anche vero che tutta la città di Venezia è un capolavoro architettonico di straordinaria bellezza, dove anche l'edificio più piccolo contiene opere d'arte di alcuni dei più grandi artisti del mondo. Dopotutto, queste grandi realizzazioni artistiche e architettoniche sono il risultato della forza economica della città di Venezia, nonché della regione intera, non solo nel passato ma anche nel presente. Molte imprese venete uniscono elementi di innovazione e di modernizzazione con caratteristiche e valori tradizionali, forse un modello per l'economia europea. This is what I have to say in Italian. I stop here, I promise. E a questo punto mi fermo. Grazie. In the interest of my... Nell'interesse del mio discorso e anche del pubblico, torno ad una lingua che so parlare meglio, l'inglese. Grazie, sono orgoglioso di essere qui e di parlare a questo pubblico scelto. Vorrei cominciare con una citazione del presidente italiano Pertini. Diceva che i discorsi fanno sempre danni. Prima di pranzo rovinano l'appetito, dopo pranzo rovinano la digestione, diceva Pertini. Quindi mi conforta il fatto che il pranzo è ancora abbastanza lontano
e quindi gli effetti negativi del mio discorso si limiteranno, spero, a poca cosa. Mi concentrerò principalmente sull'Europa in generale e sull'Unione Monetaria Europea in particolare. Vorrei cominciare facendo riferimento a un anniversario europeo particolare che abbiamo di fronte a noi. Quasi 65 anni fa, più precisamente il 9 maggio del 1950, il ministro degli esteri francese Schuman fece una proposta che divenne nota come la dichiarazione Schuman. Propose di creare una comunità europea del carbone e dell'acciaio, i cui membri avrebbero messo insieme la loro produzione di carbone e acciaio, e la comunità del carbone e dell'acciaio fu la prima di una serie di istituzioni europee sovranazionali che sarebbero alla fine diventate l'Unione Europea come la conosciamo oggi. Per questo motivo la data della dichiarazione Schuman viene ricordata ogni anno come la giornata dell'Europa. La dichiarazione di Schuman diceva che, e cito, l'Europa non sarà costruita tutta in un colpo o secondo un unico piano, verrà costruita attraverso risultati concreti. Come sappiamo, con il beneficio della conoscenza, questa frase prevedeva con una buona precisione ciò che sarebbe diventata l'Europa negli ultimi 60 anni. Senza dubbio, la dichiarazione di Schuman ha portato a dei raggiungimenti economici e politici straordinari in Europa che non hanno precedenti se visti da una prospettiva storica. Questi risultati hanno migliorato la comprensione reciproca in Europa e salvaguardato la pace e la libertà con un numero crescente di paesi che sono diventati appunto membri dell'Unione Europea. Tra questi risultati, l'Unione Monetaria Europea probabilmente è la più importante. Non ultima perché la moneta comune è probabilmente il segno più concreto di qualsiasi progetto europeo. Le banconote, le monete con la bandiera europea e che circolano in 19 stati dell'Unione Monetaria sono veramente quello che possiamo considerare l'Europa da tenere in tasca. Ma dovremmo essere giusti, per la crisi nella zona dell'euro sta crescendo lo scetticismo nella popolazione di alcuni Paesi membri nei confronti sia dell'Unione Europea che della moneta comune. Spero davvero che questa stanchezza d'Europa possa essere superata nel futuro, e questo sarà sicuramente più facile se affrontiamo a testa bassa la situazione economica difficile che esiste in alcuni paesi della zona euro. È importante anche ricordare che una zona euro stabile e un euro stabile sono soprattutto positivi per tutti gli stati membri della zona euro, non soltanto per alcuni, come alcuni critici sostengono. Ad esempio, la moneta comune elimina il rischio di cambio per beni e servizi scambiati nella zona euro, il che rende più facile il calcolo dei prezzi rispetto alle importazioni e alle esportazioni. E l'euro aumenta la trasparenza dei prezzi e permette un più facile confronto dei prezzi nel mercato interno. Come risultato, l'euro porta ad una maggior concorrenza all'interno della zona euro, e la concorrenza è un requisito essenziale per la prosperità economica, principalmente perché guida sia la produttività che l'innovazione. Allo stesso tempo, una maggior concorrenza offre ai consumatori una gamma più completa di beni e servizi tra cui scegliere. E questo richiede comunque che i governi nazionali creino un ambiente in cui l'attività imprenditoriale e lo spirito inventivo possano prosperare. Per ultimo, l'euro come moneta stabile è senza dubbio un beneficio per tutti gli abitanti della zona euro. I prezzi, che sono quasi totalmente stabili, sono un beneficio anche per i più poveri, che non sono in grado di proteggersi dall'inflazione. Signore e signori, nonostante queste considerazioni economiche, è chiaro per me che l'Europa e l'Unione monetaria sono sempre state soprattutto un progetto politico più che un progetto economico.
La solidarietà europea con i francesi dopo gli odiosi attacchi terroristici a Parigi ha mostrato come l'Europa di oggi sia il risultato di valori condivisi rispetto ai diritti umani, alla democrazia e allo Stato di diritto, soltanto per citare i fondamentali. Sono fiducioso che i valori comuni ci aiuteranno a procedere verso Unione monetaria europea più prosperosa. Alla fine, comunque, la decisione politica non può compensare la necessità di dedicare la dovuta attenzione alle regole economiche. La convergenza economica, la concorrenza e delle finanze pubbliche sane sono, tra le altre cose, di importanza fondamentale come condizioni base per un'unione monetaria stabile. E tale stabilità è una condizione essenziale per l'accettazione pubblica dell'integrazione europea. Durante il mio discorso mi concentrerò su questi aspetti dell'Unione monetaria europea che sono particolarmente importanti per renderla più stabile e più prosperosa. In questo contesto vorrei ricordare la struttura dell'Unione monetaria europea. È fondamentale per la sua asimmetria, in cui mentre le politiche monetarie sono state rese comunitarie, le politiche fiscali invece sono rimaste responsabilità nazionale. E questo non è negativo di per sé, perché questo può avere molti vantaggi, in particolare permette agli Stati membri una autonomia sufficiente per mantenere la loro diversità, per stabilire il loro modello di business o per creare istituzioni economiche e sociali a loro misura. Ne abbiamo appena sentito parlare a proposito delle regioni, ma per assicurare che tale struttura simmetrica di una politica monetaria unita e unitaria e invece politiche fiscali decentralizzate funzionino bene, serve una disciplina fiscale. Le esperienze passate hanno mostrato che le unioni monetarie alla fine funzionano come quasi tutte le famiglie normali. Se c'è una lite, alla fine si tratta sempre di lite per i soldi. E questo è particolarmente vero, dato che la struttura dell'Unione monetaria europea può aumentare la tendenza dei governi a finanziare la loro spesa attraverso il debito, perché le conseguenze di politiche sbagliate possono essere passate ai paesi vicini più facilmente. Inoltre, se i partecipanti al mercato considerano l'unione monetaria come un sistema di assistenza finanziaria reciproca in caso di seri problemi, i dubbi sulla solvenza di un paese possono diffondersi rapidamente agli altri Stati membri ed è questo perché le regole fiscali comuni fanno parte dei trattati che creano l'unione monetaria. Il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha riassunto questa motivazione come segue: le conseguenze di politiche fiscali sbagliate in una unità monetaria sono troppo gravi per essere autocontrollate. L'importanza di politiche fiscali sane dal punto di vista di una banca centrale derivano dall'abilità, dalla capacità della politica monetaria di risolvere alti livelli di debito pubblico. E questo può mettere a rischio la stabilità dei prezzi nel lungo termine e il debito pubblico più elevato, più aumenta il debito pubblico, più aumenta la pressione che si può applicare alla politica monetaria per rispondere di conseguenza. E questo ha suggerito a Mervyn King, l'ex governatore della Banca d'Inghilterra, a dire che le banche centrali sono spesso accusate di avere l'ossessione per l'inflazione, ma non è vero. Se hanno un'ossessione per qualcosa, sicuramente si tratta della politica fiscale e questa ossessione rimane anche più vera per una banca centrale orientata alla stabilità all'interno di un'unione monetaria. Su questo sfondo e per mantenere l'unione monetaria in linea, i fondatori dell'Unione monetaria europea hanno stabilito le regole fiscali che fanno parte dei criteri di Maastricht e del patto di crescita e stabilità. Il patto di stabilità non è l'unica salvaguardia contro un indebitamento degli stati troppo elevato. La seconda è la regola che gli stati membri rimangono pienamente responsabili per le conseguenze delle loro
decisioni fiscali autonome. In altri termini, se prendono una decisione autonomamente, ovvero ne hanno il pieno controllo, sono responsabili per le conseguenze. Questi sono i due lati della stessa moneta. E questo nesso può essere riferito, può essere nominato come il principio di responsabilità o principio della responsabilità individuale. Il principio di responsabilità è semplice e chiaro, ma allo stesso tempo è di fondamentale importanza, dato che favorisce comportamenti responsabili e decisioni caute e non produce risultati che poi vadano a danno degli altri. E questo è una verità che vale per tutti gli imprenditori, come voi ben sapete. Il principio di responsabilità è un elemento fondamentale di qualsiasi economia di mercato. Prevede che le imprese possano fallire, di conseguenza uscire dal mercato. L'economista americano Alan Meltzer un giorno disse: il capitalismo senza i fallimenti è come la religione senza il peccato, non funziona. Nel contesto dell'Unione Monetaria Europea, il principio di responsabilità è il motivo per cui il Trattato di Maastricht esplicitamente esclude l'ipotesi del debito di uno Stato sostenuto dall'Unione Europea o da altri Stati membri, la clausola di no bailout, o anche da parte dell'Eurosistema, che potrebbe costituire un finanziamento monetario vietato. Soltanto una clausola credibile di no bailout e la proibizione di finanziamenti monetari rendono attuale il principio di responsabilità. La disciplina di mercato, oltre alle regole fiscali, è la seconda misura di salvaguardia per delle finanze pubbliche sane in un'unione monetaria. Come abbiamo visto, signore e signori, tutte queste misure precauzionali non hanno impedito che il debito pubblico crescesse e che si verificasse una crisi del debito sovrano. In questa situazione di crisi, soltanto i pacchetti di salvataggio fiscale europei e le misure di stabilizzazione dell'eurosistema hanno impedito che la crisi subisse un'escalation inaccettabile. Ciò nonostante, la crisi ha indebolito il principio della responsabilità individuale. In altri termini, mentre le politiche fiscali, le decisioni di politica fiscale vengono ancora prese a livello nazionale, la responsabilità congiunta si è allargata in modo notevole e questo squilibrio mette a rischio l'idea stessa di responsabilità fiscale individuale, insieme ad essa le basi per un'unione monetaria stabile e prospera. La questione fondamentale adesso è come il quadro di un'unione monetaria vada cambiato per fornire alla moneta comune una base più solida in termini di finanza pubblica. È in questo contesto che i richiami ad una vera unione fiscale o, come conseguenza finale, a una vera unione politica, spesso vengono suggeriti come un modo per rendere l'unione monetaria europea più stabile. È stato l'ex cancelliere tedesco Helmut Kohl che disse al Parlamento tedesco nel 91, cito: è assurdo aspettarsi a lungo termine che si possa mantenere una unione monetaria ed economica senza un'unione politica. Senza dubbio l'idea di un'unione fiscale completa l'unione monetaria nel senso che mette in equilibrio la responsabilità individuale e quella collettiva. Se il debito europeo comune fosse accompagnato da un controllo europeo comune della spesa pubblica, sicuramente le cose andrebbero meglio. Ciò nonostante, una vera unione fiscale richiederebbe agli Stati membri di cedere parte della sovranità, in particolare il controllo sul bilancio e il diritto di intervento a livello invece d'Europa. Guardando all'attuale discussione in corso nei vari paesi europei, dubito seriamente che l'elettorato o i governi e i parlamenti siano decisi a fare questo passo, ora o nel prossimo futuro, nonostante i valori comuni di cui ho appena parlato. E le decisioni del nuovo governo greco di smettere di cooperare con la Troica
mostrano quanto sia impopolare la condivisione della sovranità per i creditori stranieri, anche in caso in cui la spesa nazionale dipenda fortemente dall'aiuto finanziario esterno. Mostra quanto sia difficile dal punto di vista politico accettare l'influenza politica sulle politiche economiche nazionali. Ma allora, per una vera unione fiscale che richiederebbe cambiamenti ai trattati europei, sembra non essere tra i prossimi passi da intraprendere. Allora dovremmo trovare una seconda soluzione prima della prima. Non dovremmo ampliare la responsabilità congiunta prima di cedere sovranità di bilancio. Per farla breve, non vedo alternative valide al rafforzamento della struttura originale dell'Unione monetaria. Questo significa che dobbiamo rafforzare gli incentivi per attenersi alle regole fiscali e dobbiamo assicurarci che l'effetto disciplinante dei mercati finanziari non sia indebolito. Una cosa che abbiamo appreso dalle altre zone di monete comuni, come la Svizzera o la Germania, la necessità di regole fiscali efficaci. L'esperienza in Germania mostra che le regole fiscali che non vengono applicate abbastanza severamente non riescono a prevenire l'eccessivo indebitamento o quantomeno una parte degli stati, di parte degli stati tedeschi. In questo contesto, la segretaria di Stato Weyland del Stato di Hesse spiegherà meglio questo concetto durante il suo intervento e spiegherà un po' meglio il sistema federale tedesco. Se guardiamo la Svizzera, troviamo che dei freni al debito più severi, più stringenti, possono dimostrare di essere efficaci. Il freno al debito può in ogni caso essere una forma molto severa di regolamentazione fiscale. Comunque in questo contesto bisogna ricordare una componente chiave della politica fiscale svizzera, il principio della democrazia diretta. Questo concetto dà all'opinione pubblica generale la possibilità di esprimere la propria opinione nelle decisioni fiscali e la Commissione ha un ruolo cruciale, vista la sua responsabilità nell'applicare le regole fiscali. Eh, quindi ci stiamo muovendo nella giusta direzione, ma è necessario implementare queste riforme. Malauguratamente le regole sono diventate più complesse ultimamente e c'è molto spazio per l'interpretazione a questo livello. Questo è in contrasto con una delle idee principali eh, riguardante l'imposizione di sanzioni sulla base della procedura del deficit eccessivo, che dovrebbero essere semiautomatiche in futuro. Inoltre è stata data una maggiore enfasi più recentemente sull'uso della flessibilità. I commenti della Commissione europea 3 settimane fa per quanto riguarda questa interpretazione futura delle regole fiscali malauguratamente indicano che queste tendenze con tutta probabilità si rafforzeranno in futuro. Per esempio, in futuro la Commissione prevede di ampliare la sua accettazione delle riforme degli investimenti e strutturali come scusa per degli sforzi di consolidamento più deboli. Alla fine, comunque, l'effetto vincolante delle regole, con tutta probabilità, verrà diluito ulteriormente invece di essere rafforzato e una solida politica fiscale, con tutta probabilità, assumerà una posizione di secondo piano rispetto ad altre considerazioni politiche. Ma delle finanze pubbliche sane sicuramente non vanno contro una crescita economica sostenibile e robusta, anzi il contrario, delle finanze pubbliche solide in congiunzione con delle riforme strutturali sono una condizione sine qua non chiave per la crescita. La ragione è data dal fatto che le preoccupazioni crescenti della gente riguardo all'aumento dell'indebitamento e agli adeguamenti che ne dovranno conseguire in futuro avranno un'influenza sulle loro spese e sugli investimenti oggi. Di conseguenza è importante che i governi aderiscano ai piani di consolidamento che hanno annunciato. Questo ispirerà fiducia al pubblico.
Come ha detto Jean-Claude Trichet una volta, quando perdiamo fiducia, le famiglie non hanno fiducia, le aziende non hanno fiducia, i risparmiatori non hanno fiducia, il modo migliore per trovare nuovamente una crescita e creare dei posti di lavoro nuovi è quella di creare una fiducia nuova e robusta. Quindi naturalmente nei prossimi anni, tra il 2014 e il 2016, non dovremmo assumere una posizione troppo restrittiva. Un'adesione alle regole fiscali comporterà un restringimento delle norme soltanto limitato. Signore e signori, oltre a tutto questo, dovranno essere considerate anche delle modifiche delle normative per rendere più efficace il principio della responsabilità. La crisi dell'area dell'euro ha dimostrato che le banche che falliscono e gli stati in difficoltà si sono danneggiati l'un l'altro e si sono tirati giù per una china reciprocamente. Tuttavia l'insolvibilità dei governi e delle banche importanti a livello sistemico praticamente non sono state permesse. Quindi dobbiamo veramente infrangere questo nesso tra la situazione disastrosa dei sovereign e delle banche. Questo consentirebbe ai sovereign e alle banche di poter fallire senza creare un rischio sistemico per il sistema finanziario e da questo punto di vista il Comitato di Basilea sulla supervisione bancaria ha un importante ruolo da rivestire. In primo luogo ha reso più restrittive le norme sul capitale per le banche che sono progettate per promuovere la resistenza e la resilienza del settore finanziario che possono naturalmente dare un contributo al raggiungimento di questo obiettivo. Perché questo sarebbe un importante passo avanti? Perché contribuirebbe ad applicare questo concetto di credibilità della clausola di no bailout. Le regole sul capitale internazionali stipulano che i titoli di Stato emessi dai paesi sviluppati nella loro valuta debbano essere valutati come asset privi di rischio. Questo significa che le banche non devono supportarli con del capitale e che degli ampi limiti di esposizione non sono previsti per i titoli di Stato. Questo trattamento privilegiato, preferenziale dei titoli di Stato rispetto ai crediti alle aziende e alle famiglie ha fatto sì che le banche nei paesi colpiti dalla crisi investano massicciamente in sovereign bonds del proprio paese invece di fornire credito al settore privato. Ulteriormente il trattamento preferenziale dei titoli di Stati deruba la regola del no bailout nel Trattato di Maastricht anche oggi di una parte della sua credibilità. Sicuramente porre un rischio, la ponderazione a rischio zero, in particolare applicando un regime di ampia esposizione ai sovereign bond, potrebbe dare adito a sostanziali ripercussioni. Queste ripercussioni comunque sarebbero gestibili se fossero gestite gradualmente in un periodo di transizione, il che sicuramente è un elemento che va concesso. Signore e signori, il concetto del processo decisionale autonomo a livello dei Paesi membri non si applica soltanto alle politiche fiscali di questi Paesi, ma anche alle loro politiche economiche ed è giusto questo. I Paesi membri sanno meglio quali siano le iniziative economiche che meglio si attagliano alle loro preferenze nazionali. Nonostante le iniziative congiunte a livello dell'Unione Europea per promuovere la crescita, alla fine è l'obiettivo primario di ciascun Stato membro quello di rendere competitiva la propria economia, di stimolare la crescita economica e di facilitare la crescita e la creazione di posti di lavoro, non soltanto nel proprio interesse, ma nell'interesse di tutta l'Unione monetaria. E questo implica anche la possibilità di avere un gioco per assorbire gli shock senza stimolare la disoccupazione.
farò una breve excursus. Per quanto riguarda la resistenza agli shock, comunque gli studi hanno dimostrato che una più profonda integrazione dei mercati finanziari europei potrebbe dare un contributo chiave al miglioramento dell'assorbimento degli shock macroeconomici e dell'impatto di sviluppi economici eterogenei nell'area dell'euro. Più i mercati finanziari saranno in grado di esercitare questa funzione cuscinetto e tanto meno politica fiscale sarà necessaria per stabilizzare l'economia, che ha un effetto domino sull'indebitamento dei governi. La cosa più importante è un mercato dei capitali più integrato per l'equity. Questo renderebbe più agevole per le aziende trovare nuovi investitori. Nuove aziende innovative in particolare hanno bisogno di un migliore accesso all'equity ed è qui che entra in gioco il mercato del capitale di rischio, perché il modello del capitale di rischio funzioni comunque vi deve essere una dimensione minima del mercato in modo che gli investimenti possano essere suddivisi su un numero sufficientemente elevato di start-up, sia in Europa, ma in Europa i mercati del venture capital sono stati segmentati lungo i confini nazionali, mentre la legge per il mercato unico del 2011 si poneva l'obiettivo di armonizzare le normative relative al capitale di rischio e di creare un mercato più integrato, molte aree relative ai fondi di capitale di rischio, come le leggi relative alla protezione degli investitori e all'insolvibilità, restano frammentate. E questo è un problema che va risolto. Per contro, nel caso in cui un'azienda fallisca, la perdita deve essere suddivisa in tutta l'area dell'euro. Gli studi per gli Stati Uniti hanno dimostrato che questa distribuzione regionale, questo effetto di distribuzione regionale è molto più importante delle misure di politica fiscale. Quindi è giusto sottolineare l'importanza dell'unione dei mercati finanziari. Signore e signori, probabilmente ricorderete che la Germania poco tempo fa era stata etichettata come il malato d'Europa. Non, non soltanto per la sua debole crescita economica e l'elevato livello di disoccupazione strutturale persistente. Altri paesi dell'area dell'euro a quel tempo giustamente si erano attesi che la Germania risolvesse i suoi problemi economici e non sorprendentemente le riforme che sono state attuate non hanno ripristinato un'occupazione totale o un'occupazione piena nel corso di una notte. La conclusione che si deve trarre dall'esperienza del mercato del lavoro tedesco è che l'implementazione di riforme richiede una certa perseveranza, ma che gli sforzi alla fine pagano. Lo stessa conclusione può essere tratta per le misure di riforma che sono state applicate in Spagna e in Irlanda, per esempio, negli ultimi anni. Comunque, va notato anche che nonostante i miglioramenti che si sono registrati nell'ultimo decennio, non tutte le sfide economiche in Germania sono state eliminate. Per esempio, anche se il livello di occupazione ha continuato a crescere, è ancora chiaro tuttavia che il numero di occupati in Germania si ridurrà a causa di un forte effetto demografico in futuro. Ed è proprio per questo che è essenziale che la politica economica in Germania continui a cercare di promuovere il mercato del lavoro ulteriormente e che non venga data per scontata la situazione dell'occupazione così favorevole oggi, non deve essere data per scontata e non si devono bloccare le riforme del passato. Le politiche in Germania non soltanto pongono un ulteriore fardello finanziario sul sistema pensionistico che deve far fronte ad una crescente pressione demografica e lo dovrà fare nel prossimo futuro. Queste politiche potrebbero anche ridurre il tasso di crescita potenziale dell'economia tedesca a causa degli effetti avversi per quanto riguarda l'offerta di manodopera specializzata. Signore e signori, proprio come la Germania giustamente deve rispondere di fronte ai partner europei
risolvendo i problemi economici, tutti i Paesi membri dell'area dell'euro sono responsabili delle loro economie. Quindi è necessario trovare soluzioni paese specifiche per ogni singolo problema e spetta ai governi, ai parlamenti e ai loro consulenti valutare quanto si possa apprendere dalle esperienze degli altri paesi. Le riforme del mercato del lavoro in Italia e in Spagna, per esempio, cercano di ridurre la segmentazione del mercato del lavoro per impedire ai lavoratori con contratti a termine di dover accollarsi il fardello dell'aggiustamento durante il declino economico. In effetti, quando esploriamo nuove strade per fare in modo che i mercati del lavoro divengano più flessibili ed efficienti, dobbiamo ricordare le parole di Chris Pissarides, premio Nobel per l'economia, quando ha detto che è necessario proteggere i lavoratori e non i posti di lavoro. Insomma, in altri termini, un sistema di protezione dell'occupazione meno stringente, accoppiato con un sistema di supporto finanziario adeguato nel caso di perdita di posti di lavoro, con tutta probabilità si ridurrà la disoccupazione generale, comunque proteggendo i lavoratori dai capricci del mercato. Il primo ministro Renzi, con la sua agenda di riforme per il mercato del lavoro italiano, prende in considerazione tutte queste considerazioni. I suoi sforzi per creare un contratto di lavoro singolo interalia meritano il nostro supporto. Signori e signori, per qualche tempo la politica monetaria dell'Eurosistema è stato al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica. Tuttavia, nessuno deve illudersi del fatto che l'Eurosistema possa risolvere le difficoltà strutturali gravi che l'euro area sta affrontando. I problemi strutturali richiedono una risposta sotto forma di misure strutturali. In altri termini, quanto Wim Duisenberg, primo presidente della Banca Centrale Europea, ha detto è ancora vero. Non bisogna chiedere alla politica monetaria di fare dei giochi di prestigio che non è in grado di fare. 2 settimane fa il Consiglio di Governo della Banca Centrale Europea ha adottato ulteriori misure intese ad ammorbidire la sua posizione di politica monetaria e ha annunciato il lancio di un programma di acquisti di asset esteso, noto come quantitative easing. Sapete che io sono scettico riguardo a questa decisione, soprattutto per 2 ragioni. In primo luogo, dato che questa non è una misura qualsiasi ed è gravida di rischi specifici, non credevo che ci fosse una necessità urgente di adottare questa misura. È vero che il tasso di inflazione è basso da tempo e le prospettive di inflazione per il futuro sono deboli. Comunque il livello più basso di inflazione è dovuto alla riduzione acuta dei prezzi dell'energia con il grande calo dei prezzi del petrolio che c'è stato, ma questo non dovrebbe essere confuso con una deflazione che si autorinforza e con le sue conseguenze negative. Il rischio di una deflazione d'ampia base continua ad essere molto limitato. Il declino dei prezzi del petrolio funziona come uno stimolo economico per l'area dell'euro, non come un segno premonitore di una minaccia deflattiva imminente. Mentre i prezzi del petrolio si riducono, questi riducono anche le bollette energetiche sia delle famiglie che delle aziende. E perciò questo libera degli strumenti finanziari, dei mezzi finanziari che possono essere utilizzati ad altri scopi, per il consumo, per l'investimento, la riduzione dell'indebitamento, e questa è una buona cosa per le economie dell'area dell'euro. Senza segni di effetti second round, la politica monetaria non ha bisogno di adottare ulteriori misure per contrastare la riduzione dei prezzi del petrolio, che è un elemento favorevole. Un altro sviluppo che va preso in considerazione è questo: una bassa inflazione nei paesi colpiti dalla crisi è una conseguenza del processo di aggiustamento economico necessario. L'aggiustamento dei costi e dei prezzi sono un elemento inevitabile quando si cerca di rendere le strutture economiche nei paesi colpiti dalla crisi più competitive in termini di prezzi. L'acquisto massiccio di titoli di Stati non è un ulteriore
sistema che possiamo utilizzare per normare la situazione. Essi portano con sé dei rischi specifici, degli effetti collaterali che a mio avviso non sono controbilanciati da un effetto atteso riguardo all'acquisto di titoli di Stato. L'elevato volume di acquisti di titoli di Stato renderà l'eurosistema come il creditore maggiore dei Paesi membri. E si mette in questo modo a rischio l'indipendenza della politica monetaria. Questa situazione diverrà particolarmente rilevante una volta che i politici che si occupano di politica monetaria dovranno aumentare nuovamente il tasso politico, soprattutto se le condizioni finanziarie favorevoli di oggi saranno state date per scontate dai ministri delle finanze. La percezione che la politica monetaria sia poi il solutore ultimo dei nostri problemi è pericolosa e può andare a indebolire gli incentivi volti ad implementare delle riforme strutturali e a garantire delle finanze pubbliche solide. Signori e signori, all'inizio del mio discorso ho citato Robert Schuman. Ho citato Robert Schuman dicendo che lui aveva affermato che l'Europa non è stata realizzata immediatamente secondo un unico piano, sarà costruita attraverso il raggiungimento di una serie di obiettivi concreti, ma per farlo dobbiamo anche impegnarci concretamente, costantemente. Tutti i Paesi membri si devono impegnare costantemente per raggiungere un obiettivo comune. Per consentire la diversità nell'unità sia nell'Unione Europea che nell'Unione Monetaria Europea è necessario rispettare le differenze nazionali, ma è proprio per questo che tutti i Paesi membri devono far fronte alle loro responsabilità e garantire che le loro economie siano competitive e che le finanze pubbliche siano solide. Seguendo queste norme, queste regole, per garantire che questa attività non sia un fine per se stesso, è necessario mantenere l'unione sia dal punto di vista monetario che dal punto di vista della stabilità. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Presidente Weidmann, un caffè velocissimo perché siamo in ritardo e 5 minuti li prendiamo subito.